L'associazione cagliaritana La Casa Rosa, nella sala conferenze Portici del Centro Culturale La Vetreria di Pirri, ha presentato una nuova edizione della rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, dedicata al Festival internazionale della lettura sociale Diverso, un'iniziativa promossa da Maristella Casula che è dedicata alle diversità con finalità sociali e culturali, promuovendo un confronto tra le diverse associazioni impegnate nel territorio per sostenere le persone più fragili. Gli interventi saranno intercalati da intermezzi musicali dell'Associazione Musica e Cantori e recitati con l'intervento dell'attrice Marta Proietti Orzella di brani tratti dai diversi libri presentati nel corso del programma di eventi in calendario nel corso del festival. Protagonista della serata inaugurale lo scrittore Massimiliano Fois, che è anche direttore del MASE, il Museo Antoine de Saint-Exupéry di Alghero. Sì, questo è l'ottavo anno in cui presentiamo la rassegna Itinerari letterari e storici dell'identità sarda, anche quest'anno dedicato al Festival internazionale della lettura sociale Diverso. È una manifestazione che ha avuto quest'anno, devo dire, un grande risultato e una grande partecipazione da parte di diversi enti pubblici, come ad esempio la Regione Autonoma della Sardegna, il Consiglio regionale, la città metropolitana, ed è un progetto che è sostenuto e patrocinato dal Comune di Cagliari, dall'assessorato alla cultura e spettacolo. In questa prima serata ospitate un autore algherese. Sì, ospitiamo Massimiliano Fois, segnalato dalla casa editrice Nemapres, da Neria De Giovanni, che è anche responsabile del portale letterario. Abbiamo voluto iniziare proprio con la presentazione di un libro molto particolare di cui vi parlerà l'autore. Ma la cosa particolare della serata è che comunque oggi è un momento, devo dire, inaugurale, perché quest'anno il progetto ha avuto notevoli riscontri. È stato anche finanziato dall'assessorato alla pubblica istruzione della Regione Sardegna. Organizzeremo in tutta la Sardegna, con il coinvolgimento di 12 comuni, diversi momenti letterari e in più anche di numerosi laboratori. Abbiamo tanti partners, quest'anno veramente tanti, poi li presenterò durante la serata, ma ne voglio citare due che secondo me che hanno un ruolo importante proprio perché trattano proprio tematiche di carattere letterario e sono il Festival d'autunno, letture d'autunno della FIDAPA di Sestu, Domos, che sono donne monassiri impegnate nel sociale, che organizzano ogni anno un premio letterario, e poi la Fiera Internazionale di Brindisi, quindi con la quale abbiamo fatto proprio un'alleanza importante e ci aiuteranno proprio a presentare diversi libri di autori non solo sardi ma anche internazionali. Questo è il primo appuntamento, il secondo quando sarà? Il secondo sarà il 19 di ottobre con il coinvolgimento di Carelis Pink Team, lo realizzeremo nella sala conferenze del Parco Regionale Naturale Molentargius Saline, e poi avremo un altro appuntamento il 15 di novembre con l'associazione Mai Più Sole presso la Biblioteca Emilio Lussu a Villa Clara, e quindi in ogni appuntamento cercheremo di mettere in luce comunque le specificità anche delle associazioni che hanno aderito come partners al nostro progetto. Ed eccoci con Massimiliano Fois, che è il protagonista di questa serata letteraria. Mi ha detto che un libro, quello che presenti oggi, è abbastanza particolare. Di cosa si tratta? Come si intitola? Si intitola Antoine de Saint-Exupéry d'Alghero, ed è la storia dell'autore del Piccolo Principe, ambientato nel 1944, praticamente la cronaca dei suoi giorni passati ad Alghero. Lui era un pilota dell'aviazione francese sotto il comando degli alleati e facevano delle missioni nel sud della Francia, perché il sud della Francia era ancora invaso dai nazisti. Come mai ti è nata l'idea di questo protagonista? Perché per anni ho studiato i vari passaggi di personaggi illustri nella città di Alghero e lui era uno dei più interessanti. Poi
negli anni ancora mi sono dedicato all'allestimento di mostre storiche e quando c'è stata la possibilità di fare un museo su Antoine de Saint-Exupéry ero pronto praticamente. E sei diventato direttore di questo spazio culturale. Il libro che presenti è un libro di storia o ci sono anche passaggi di fantasia nella narrativa? Nessuna fantasia, è un libro di storia narrata in modo, diciamo che è un libro di storia però raccontato in modo narrativo. E racconti la vita di questo pilota? Sì, all'inizio do anche dei brevi spunti sulla sua vita, su quello che ha fatto, perché ha fatto veramente tante cose in 44 anni. Da quanto tempo ti dedichi alla scrittura e alla narrativa? È da più di 20 anni ormai. Non mi ricordo neanche più quanti libri ho scritto, alla fine una ventina di pubblicazioni, di storia, saggistica, narrativa, poesia. Chi è che ti ha aiutato? Chi è il tuo editore in questa occasione? Allora, in questa occasione la Nema Press Edizioni, che ha sede ad Alghero e a Roma, e poi anche altri editori, però soprattutto la Nema Press che ha prodotto tutti i miei libri più importanti, diciamo.